È un tasso naturalmente che ci preoccupa, come è ovvio che sia. Se guardiamo i numeri, il dato di occupati in realtà sta crescendo, cioè in Italia ci sono più persone che lavorano rispetto a quando abbiamo iniziato l'esperienza di governo, più di 100.000 posti di lavoro in più, ci sono più lavoratori rispetto a un anno fa, di poco, ma sono comunque più lavoratori rispetto all'ottobre del 2013 e se guardate i dati dei nuovi avviamenti a tempo indeterminato vediamo che nell'ultimo trimestre i numeri delle persone che trovano lavoro stanno crescendo. Ma non sono perché sono assunti a tempo indeterminato, però perché i dati della disoccupazione continuano a segnare a livello statistico un aumento? Perché stanno accadendo due cose. Uno, c'è tanta gente che sta iscrivendosi alle liste di disoccupazione. È un fatto positivo che tanta gente che prima non aveva neanche voglia di trovare un posto di lavoro adesso ci provi.